chiusa con il risultato di 4-6 la sfida pirotecnica tra Oratorio San Vincenzo e Palermo Futsal Club, seguito con il mister Natale Gentile, e chiediamo subito, partiamo dalla fine. La punizione all'ultimo gol di Franco, quante volte l'ha chiamato questo schema? No, no, sono sincero, non era... Cioè, gli ho detto come si dovevano mettere per battere, però siccome loro erano in inferiorità numerica, non era un vero e proprio schema, c'era semplicemente da sfruttare questa cosa che erano con l'uomo in meno. Come già siamo bravi a fare i gol anche quando sono 5 in campo, dico, con 4 lo dovevamo fare per forza, e per fortuna l'abbiamo fatto. Quanto è stato importante vincere questa gara nonostante le assenze, non su tutti quelli di Gabriele Gennaro, ma anche giocatori che forse non stavano al 100%? Allora, oggi era una partita per me difficilissima perché fra influenze, acciacchi, problemi al ginocchio, veramente avevamo la squadra decimata. Hanno fatto una prova veramente gagliarda, eccezionale. Tutti hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, ognuno di loro ha messo in campo quello che poteva. Devo dire che sono veramente contento per questa vittoria perché li ripaga di tutti questi sacrifici che hanno fatto. È giusto e doveroso fare i complimenti a questi avversari, questi ragazzi del San Vincenzo, perché veramente sono terribili, ne risentiremo parlare sicuramente, sono giovani, veramente bravi, bravi, bravi. Ma poi è venuta una partita bellissima, perché è stata una partita maschia, sono state ammonizioni, espulsioni, nessuno aveva paura, tutti volevano vincere. Si è visto bel calcio a 5, insomma, dico, abbiamo pure vinto, dico, cioè non, non posso pensare niente di meglio. Oggi un Fiorentino versione Serie A, però parliamo anche di Di Chiara, sempre più minutaggio, quanto è importante in questo scacchiere. Allora, Fiore, dico, non lo stiamo inventando noi, Fiore è un giocatore di categorie superiori. Andrea è un altro, io lo definisco un poco come Ciccio Catania, perché fra i nomi fra i grandi assenti, oggi c'è pure Ciccio che è un altro pezzo di 90, da 90 di questa squadra. E Andrea secondo me è molto simile, cioè sono ragazzi molto intelligenti, molto veloci, che con il pallone gli danno del tu. È il primo anno che fa calcio a 5 a livello agonistico, quindi secondo me anche lui si divertirà tantissimo in questo sport. Torniamo al campo perché la prossima sfida è contro gli Emiri che oggi hanno vinto con i suoi 3-2 contro l'Altofonte. Come le Mhm. affronterete e cosa si aspetta da questa squadra? Perché oggi ha fatto una grande vittoria dopo un momento forse un po' negativo. Allora, per me gli Emiri a inizio del campionato erano, e lo sono ancora, una fra quelle 3-4 squadre più pericolose e che comunque possono ambire alla vittoria del campionato. Ora hanno avuto delle difficoltà, hanno perso un pochettino di strada, però secondo me rimangono sempre temibili. Quindi non guardiamo la classifica e faremo di tutto per fare un'altra guerra anche con loro.